Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Continuiamo a parlare di grandi passioni, di storia di forza, di tenacia. Allora do subito il bentornato ai nostri amici Superabili. E allora bentornato a Augusto Conti, presidente dei Superabili e CT della Nazionale Open Futsal. Ciao. Allora Augusto, io ti do il bentornato perché in quest'anno ci siamo visti tante volte per parlare dei Superabili. Oggi mi hai portato però degli atleti speciali, eccezionali, li presento subito. Allora do il benvenuto ad Andrea Iora, attaccante Superabili Nazionale Futsal Prima Divisione. Benvenuto, buonasera. Ciao, e benvenuto anche alla tua mamma Laura Iola. Salve. E benvenuto invece poi a Davide Santopaolo, attaccante Superabile Nazionale Futsal Terza Divisione, e alla sua mamma Luisa Antognola. Eccoci qui, e allora vi abbiamo raccontato tante volte di come lo sport possa veramente cambiare la vita. In questa puntata abbiamo invitato delle famiglie di ragazzi che hanno iniziato ad essere dei grandi sportivi per farvi sentire delle storie vere, per farvi vedere e toccare quello che vi abbiamo raccontato. Però prima facciamo un piccolo passo indietro. Augusto, ci siamo visti tante volte per parlare di atletica leggera, che sta andando fortissimo, Sì. Grandissimi risultati. Veramente grandi, sì, perché abbiamo vinto il campionato italiano per società, quindi è stato sicuramente un risultato inaspettato. Abbiamo raggiunto già in pochissimo tempo abbiamo già raggiunto i massimi livelli di risultati a livello italiano. Annalisa ha fatto il record del mondo, Federica ha fatto il record europeo, e tutte e due adesso proprio in questo momento sono tutte e due in Olanda per gli europei. Quindi ottimo, fantastico, per cui aspettiamo i loro prossimi record, le prossime medaglie. Certo. Beh, abbiamo portato anche un pochino di fortuna perché Annalisa è venuta a trovarci, Federica, bene, abbiamo parlato tantissimo di Federica, per cui cercheremo di portare tantissima fortuna anche a voi, Andrea e Davide, qui dal nostro salotto di Sette Sera. Ma questa sera si parla di calcio, di futsal. Certo, sì. Allora, io andrei subito da voi ragazzi per chiedervi quanto vi piace questo sport, perché avete deciso di farlo? Lì facciamo allenamento, poi giochiamo anche lì. Voi giocate con i Superabili? Sì. Sì. E vi divertite? Sì. Da quanto giochi? Da tanto. Da tanto? Gioco. Sì. Poi lo sport faccio un po' bici. Io, Fai tanti sport? Sì, faccio tanti sport. Ho fatto nuoto, un po' bicicletta. Benissimo, però c'è da dire che il traguardo che hai raggiunto con il calcio è un po' unico perché sei entrato nella nazionale, un passo importante. Adesso vedremo un po' che cosa ha cambiato entrare nella nazionale calcio, soprattutto perché una mamma decide di portare il suo figlio dai Superabili, ma prima sentiamo anche te. Allora, quanto ti piace il calcio? Sei nella nazionale, che cosa significa per te? Come va con il calcio? Bene. Ti diverti? Perché io gioco poco. Giochi poco? Come fai a giocare poco ed essere così bravo? Sono appena arrivato. Da poco. Sono appena arrivato da poco, Sì. a settembre. Poi mi piace, sto divertendo a giocare. Fai tanti gol? Sì. Bravo. Ma lo facevo anch'io tanti gol. Bravissimi. Quanti avete fatti di gol nell'ultima partita? Mira, non ditemi che nell'ultima partita non avete segnato perché potrà rimanerci molto male. Augusto, come sono andati? Hanno segnato tutti e due, sono i nostri due goleador, infatti da quest'anno fanno parte anche della nazionale di futsal. Abbiamo deciso di provare anche questa nuova esperienza che comunque li porta anche a confrontarsi con altri atleti di altre nazioni. Certo, ecco, il confronto è un qualcosa di molto importante. Qui mi rivolgo subito alle mamme. Allora, la decisione di far fare al proprio figlio uno sport ovviamente c'è sempre perché lo sviluppo serve, lo sviluppo dei muscoli, del fisico, però decidere anche di avvicinarsi a uno sport che garantisca un inserimento in una squadra, decidere di scegliere Superabili, perché? È stata una ricerca, almeno per quello che è la nostra storia, una ricerca abbastanza accurata e non è stata neanche facile, perché quando scegli per tuo figlio di fargli fare uno sport che però abbia un senso, che ci sia un senso nel gesto sportivo, nel gesto proprio atletico, che non sia un parcheggio dove, diciamo, tutelato il ragazzo si muova, ma che ci sia veramente un senso agonistico. L'agonismo ha un senso buono,
nello sport e soprattutto però anche una cura del gesto atletico. Superabili era un posto dove, un luogo dove c'erano persone competenti che con ragazzi con bisogni speciali insegnano il calcio però. E quindi era questo quello che cercavo, cioè il gesto sportivo vero, di qualità, però con ovviamente l'occhio di riguardo, la tutela, la sensibilità che necessitano molti di questi ragazzi. Certo. E allora il gesto sportivo vero, di qualità, come cambia la qualità di vita dei vostri ragazzi? Per mio figlio tantissimo, nel senso noi l'abbiamo trovato, cioè cercavamo una squadra di calcio per farlo giocare perché lui è patito per il calcio. Sì. E per caso, tramite il Davide Varrà che fa parte anche lui della società, e ci ha detto che c'era questa squadra di calcio proprio da Bietegrasso. Cioè, noi non ci credevamo. Perché era lì, era il destino. vicino a noi, non lo sapevamo. E infatti ho cominciato a provare, poi c'è dentro anche un amico di mio figlio più grande, che l'ha messo subito a suo agio, ma a lui è cambiato la vita, nel senso. Per cui stare in gruppo. Socializza, cioè Scusa se ti Niente, interrompo, niente. c'è il gesto del primo giorno che ho accompagnato Davide ai Superabili e lì secondo me è l'apoteosi dell'insegnamento che secondo me è all'apice di tutto il lavoro che c'è dopo. Davide era un ragazzo sconosciuto a loro già giocavano, erano lì da soli e facevano una partitella. Davide si è avvicinato e, cosa che nel mondo cosiddetto normale non succede così, gli hanno chiesto: vuoi giocare? E l'hanno chiamato, inserito, ecco il senso di squadra, è veramente una squadra, e soprattutto l'hanno accolto abbracciandolo, nel senso subito l'hanno fatto appartenere al gruppo, e come gioiscono loro quando fanno gol. Poche altre No, gioie che esatto, ci sono. c'è veramente la condivisione della gioia dell'individuo. Della felicità pura poi. Sì, esatto. Bene, Neanche che bello. Tardelli ai mondiali dell'82, giuro. E allora noi continuiamo a tifare Superabili, verremo a gioire insieme a voi. Allora questi minuti con voi volano sempre. Prima di salutarti vorrei ricordare l'appuntamento importante proprio di questi ragazzi per settembre. A settembre sì, i Superabili giocheranno alla Mediterranean Cup, siamo l'unica squadra italiana ad essere stata invitata alla Mediterranean Cup. Grandi ragazzi. Sì, anche l'anno scorso l'abbiamo fatta, l'anno scorso siamo arrivati terzi a Nizza e quest'anno speriamo di migliorarci. Sicuramente dovete, allora in bocca al lupo, grazie alle mamme, ma grazie soprattutto a voi Davide e Andrea, fate così salutate tutti i telespettatori di 7 Sera, ci rivediamo con voi a settembre e con voi invece subito dopo la pubblicità per l'appuntamento della settimana, tra poco.